Idee Verdi è una cooperativa che ha ormai 40 anni di storia, infatti a febbraio dell'anno prossimo compirà 40 anni di vita. Di cosa si occupa? Da 40 anni si occupa di manutenzione del verde, per l'ente pubblico principalmente. Da una ventina d'anni ci occupiamo di gestione cimiteriale per il pubblico e da giugno del 2021 abbiamo attivato un nuovo ramo d'azienda che si chiama Turismo e Natura, che si occupa di didattica naturalistico-ambientale. Il Brolo è una società agricola di proprietà della cooperativa sociale Idee Verdi. Nelle attività che vengono svolte presso la società agricola perseguiamo proprio questo primo obiettivo fondamentale e principale che è al cuore, anche della cooperativa sociale Idee Verdi, l'inserimento lavorativo. Abbiamo 20 ettari di terreno. In questi 20 ettari 11 sono dedicati a vigne biologiche, dalle quali appunto produciamo 8 tipi di vino. E quindi anche l'attività dei nostri ragazzi che vengono inseriti al lavoro si svolge proprio principalmente nelle vigne. Qui abbiamo appunto la vigna ed è qui appunto che proprio a metà agosto abbiamo cominciato le vendemmie, perché parte della vendemmia qui avviene a mano proprio per esaltare anche il sapore del vino e della produzione dei nostri vini biologici. Ma non è finita qui, perché nel fondo della nostra tenuta abbiamo 2,5 ettari di gelso. Siamo capogruppo di un progetto di reintroduzione della seta etica locale. La materia prima è proprio questa, il gelso. Il gelso che chi se ne intende anche più di me sa che le piante una volta erano piante molto alte, però il progetto a cui la società agricola del Brolo ha partecipato è un progetto sperimentale anche nella coltivazione del gelso. Questo infatti è una coltivazione a prato gelso, quindi piante molto basse. Questo perché? Perché tra le sperimentazioni che abbiamo fatto sono state anche quelle di macchine per meccanizzare la raccolta della foglia. Siamo arrivati a Casa Marina. Casa Marina è il centro visite del Parco regionale dei Colli Euganei. Perché siamo qui? Perché da giugno 2021 Idee Verdi gestisce per il Parco regionale dei Colli Euganei proprio appunto questo centro assieme al Parco Avventura alle Fiorine. E qui appunto in particolare a Casa Marina durante il periodo estivo l'attività più importante sono i campi avventura, cioè le settimane residenziali per i ragazzi dai 8 ai 14 anni che appunto vivono qua un'esperienza anche di fraternità e di convivialità, vivendo assieme delle attività proprio dedicate all'aspetto della natura. Idee Verdi ha un sogno, cioè quello di creare un'accademia sociale, che sia un luogo di formazione, alta formazione, ma anche di veicolazione dei concetti del significato dell'essere cooperativa e impresa sociale. E ci piacerebbe farlo chiaramente insieme a tutte le altre cooperative o a tante altre cooperative che nel territorio lavorano nel nostro settore, ma anche in altri settori. La cooperativa Idee Verdi è una storica associata della nostra organizzazione. Il rapporto che si è instaurato negli anni tra l'organizzazione e la cooperativa è un rapporto sicuramente di reciproco beneficio. Noi abbiamo messo a disposizione tutti i nostri strumenti di sistema, i nostri servizi, le nostre risorse e la cooperativa ne ha beneficiato crescendo e ritornando all'organizzazione persone in grado di partecipare alle attività di rappresentanza politica, persone in grado di fare sviluppo territoriale a livello sociale ed economico di progetti che hanno un grosso impatto territoriale ed infine portando avanti quella che è l'immagine della buona cooperazione.